Buongiorno a tutti, mi chiamo Loris Giuliatti e sono una guida ambientale escursionistica iscritta ad AIGAE, Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche. Fino a qualche giorno fa questo era il mio mondo. Adesso, per un po' di tempo, dobbiamo metterlo via. È giusto così. Per un po' dobbiamo rimanere tutti a casa, però è anche l'occasione per presentarvi chi è una guida ambientale escursionistica. ENAIP Veneto, assieme ad AIGAE, ha costruito un percorso per diventare professionista nell'accompagnamento. È importantissimo, fondamentale, che chi accompagna conosca alcune regole basilari. L'accompagnatore deve conoscere i pericoli, deve essere in grado di intervenire qualora ce ne fossero, deve conoscere il gruppo, saper gestire il gruppo, deve essere piacevole, deve saper raccontare l'ambiente, sia dal punto di vista naturalistico che ambientale che culturale. La guida ambientale escursionistica è una guida lenta, è una guida che ama guardarsi intorno e ama spiegare le bellezze della natura. Per intraprendere al meglio questa professione è importante prepararsi sia sui banchi, grazie a professionisti esperti e guide abilitate che già praticano questa professione, sia all'esterno, accompagnati dalle stesse guide in percorsi di montagna, di mare, di pianura. Il professionista deve sempre sapere chi ha davanti ed è grazie a chi già esercita questa professione che trasmetterà l'esperienza a chi vuole diventare un professionista. E mi raccomando, quando torneremo a frequentare panorami come questi, fatevi accompagnare da un professionista. Vi saprà far godere al meglio il panorama, dandovi assieme cenni di cultura, di storia e di paesaggio. Ci vediamo presto in montagna.